una città come Napoli che è clamorosa per il comportamento, per quello che sta dimostrando in questi anni Napoli. Quindi Gigi, è una cartolina meravigliosa che stasera mandi veramente a tutto il mondo. Ma io ti voglio dire una cosa, Gigi. Vai, cominciamo. Penso che l'ultima volta che ci siamo visti a Piazza del Plebiscito, mi ricordo che con Gigi sempre ci siamo divertiti. Mi ricordo Gigi, dissi Gigi complimenti per il film che hai fatto che si chiama 1000 anni. Disse Gigi no, si chiama 100 anni. E G, ma a me pareva 1000 anni che farne. Io no, perché per il pubblico di Rai 1 è un napoletano stretto, ma consentitemelo perché con Gigi. Allora Gigi, veniamo a noi. Vai. Veniamo a noi. Gigi, tu hai scritto delle canzoni meravigliose. Grazie. Clamorose. Ultimo oggettone. Una notte a telefono. Non riattaccare. E di me non ho messo il CD nella macchina. È asciutta. Non è al momento raggiungibile. E di Gigi. Volevo scaricare i pezzi. Invece le canzoni. È asciutta a bulletto no telefono. Adesso ho capito perché dopo 30 anni stai sempre in forma. Sei sempre in linea, Gigi. E che dire di quest'uomo che ha scritto le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Gigi, ma che ti hai fittato l'ombrellone a Siberio? Comunque anche i venerdì di giugno un po' che pioggia un po' stesse. Esatto, l'ha fatta, però come vedi... Sempre alla grande, superi sempre tutto. Gigi, la canzone che mi piace di più è quella là che parlavi della spagnola, che tu dicevi parlava poco italiano. Lei, ma perché tu? È sempre un'amica Alessandro Siani, devo dire la verità. Oh, tu mi chiamati e mi raccomando come fai sempre. Sfuttami. Esatto. Comunque Gigi, a parte questo, io veramente ti voglio dire una cosa. Tu hai cantato per i più grandi. Tu a New York hai fatto un concerto che è rimasto nella storia in America. Non a caso Gigi, bisogna dirlo, è uno dei pochi che è entrato nella classifica americana ai primi posti. Cioè stiamo parlando di un fenomeno internazionale. Ha cantato per Sylvester Stallone e Liza Minnelli, è vero Gigi, a New York. Sei stato capace di suonare con la London Orchestra Symphony. Chi sta cantando pure un matrimonio e Berlusconi. Però vi dico una cosa che nessuno sa. Disse il presidente Berlusconi, disse Gigi, canta tutte le canzoni che vuoi tu, tranne non digli mai. Disse Gigi, ma perché presidente? Gigi, tu nella canzone dici siamo stati insieme a letto per un giorno intero. E Berlusconi, ti tengo 86 anni. Lei ne tiene 35. Gigi, va a finire che ci metto un pensiero. Ma perché? Ma perché Gigi, Berlusconi con tutto il piacere, ma mica è Ben Affleck e Jennifer Lopez. Giusto. Che hanno fatto il contratto. La sai che devono fare l'amore minimo 3 volte a settimana, l'hanno contrattualizzato. Quando l'ha saputo mia mamma, ha detto a mio padre, ha detto Raffaele, non ti dico di fare un contratto, ma ogni tanto almeno una caparra. Giusto. Un anticipo. Pure a tanto mese. Comunque, veramente sono contento Gigi di quello che hai fatto. Tu hai cantato per tutti e tu hai fatto una canzone che si chiamava Posto Rannare. È vero? Vero. Una canzone meravigliosa che hai dedicato ai tuoi fan. Sì. Poi hai cantato Anna Re. Sì. Per tutti gli innamorati. Poi hai cantato per quelli che soffrono d'amore, Anna si sposa. Sì. E poi per tutti quelli che ce l'hanno con te, Anna morì. Quindi hai fatto tutta... Comunque Gigi, innanzitutto complimenti a tutta l'orchestra, al maestro Pennino che veramente è un mostro sacro. Allora voi non ci crederete, ma ci siamo solo sentiti per telefono. Sì. Io non so niente. Lui non poteva venire a fare le prove e non sa ci dove arrivare. Poi ti porto io, Gigi. In 30 anni tutto quello che è successo è incredibile, perché 30 anni della tua musica sono anche 30 anni della nostra storia, di quello che è successo in questo paese. In questa piazza, mi ricordo, a Piazza del Plebiscito c'erano le automobili, adesso non ci sono più.
il lungomare si è liberato, cioè è una Napoli che è completamente diversa. Cioè, ieri ho sentito che però vogliono togliere i panni stesi. No. No, i panni Vedi che stesi. Cicci, ma con tutti i problemi che ci stanno, pure che i problemi sono i panni stesi. Il problema Gigi, sai qual è? È che se continuano così con il gas, con la benzina, va a finire che la gente non ha nemmeno i soldi per pagare la bolletta e l'acqua, e quindi i panni non ne può lavare. Quello è il problema che si devono fare i nostri politici. Giusto. Gigi, ma dei prezzi, ma 30 anni fa c'erano le spiagge libere, Gigi. Oggi è tutto privatizzato. Un ombrellone, 80 euro. E dove te lo metto? Rinda macchina, mi porta a casa. Io mia! È tutto cambiato. 30 anni fa non si sentivano le cose. Oggi niente di meno ci sta il Covid con i pipistrelli, il vaiolo delle scimmie. Stamattina si è svegliato qua l'amico Qatar. E tu tampone non mi faccio, non dico prima. Ma tu hai fatto 30 anni per festeggiare, vedere tanta gente insieme. Ma sto Covid, ma quante varianti tiene? Non fornisce mai. Niente di meno, questo Covid. Ma questo Covid. Ma sto Covid niente di meno ha delle varianti incredibili. O Covid è diventato come l'iPhone, esce sempre un modello nuovo. Ho sentito uno che diceva: ma tu continui, io c'ho Delta, ma che si porti giusto te? Mi tengo Omicron 5. Hai fatto pure l'aggiornamento del Qatar. E allora, ma io... È la verità. Purtroppo è la verità. Gigi, ma la gente non sa niente. Arrivano delle notizie confuse. Ho beccato due ragazzi. Uno che diceva: frate... Era Bolzano. Frate... Proprio Bolzano. Sì, Bolzano a mare. Frate... L'aereo non lo prendo più. Ma com'è? Non vedi più l'aereo? No, non lo prendo più. Perché si dice che Covid entra nelle vie aeree. Chi l'ha ancora più scemo, non ne vero, il lancio pigliato sul treno e sarà stata una coincidenza. E allora, grazie, allora Gigi, io ti ho portato un regalo in questi 30 anni incredibili delle cose che hai fatto. Ecco qua. Ecco qua. No. Allora, guardate in 30 anni Gigi come è cambiato. Guardate, nell'attaccatura dei capelli che parte dal ditone del piede. Io non lo so, guardate adesso come sta bella, perché si è sistemata. Allora, vedete, guardate la foto come sta. Ha già parato un rebbe, guardate come sta qua. E guardate qua, l'ha già parata. Allora io dico una cosa, pensate Gigi l'umiltà 30 anni fa attaccava i manifesti, Gigi? Vero, questo l'ho attaccato io, lo attaccavo io questo qua. Non c'erano le agenzie, non c'era chi credeva, ci ho creduto da solo. Però fu un evento anche questo, nel 97, il 7 giugno Stadio San Paolo, che oggi non si chiama più Stadio San Paolo. Pensate amici miei che con Gigi io abitavo più o meno nella zona abbastanza vicino allo stadio, e quando Gigi fece lo spettacolo io mi affacciai al balcone, vidi le luci, senti questa voce meravigliosa, ero contento due volte: uno perché un artista napoletano era riuscito in qualcosa di incredibile, e anche perché poi non avevo pagato biglietto, ma lo stadio prima si chiamava Stadio San Paolo, sì. Oggi lo stadio si chiama Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, ecco, vorrei dire una cosa, Gigi. Diego Armando Maradona è diventato famoso nel mondo per tantissime gesta straordinarie calcistiche, ma anche per due cose, per le sue punizioni. C'erano due che mi sono rimasti impressi. Una punizione del 1985 contro la Juve, fece un gol Maradona strepitoso,
E un'altra punizione fu nel 2001 quando Maradona diede l'addio al calcio. E per chi ama il calcio, non vedere più Maradona sui campi di gioco significava veramente avere una punizione. Maradona è stato grande perché non giocava a pallone, ma giocava col pallone. Lo accarezzava. Maradona il pallone lo accarezzava e lo portava. Abbiamo Lorenzo lì, E lo portava Maradona. Capitano, alzati, dai. Bene, allora come ti sei alzato? Sono partiti i fuochi d'artificio. Oppure perché quando si parla di Maradona dal cielo ci sta festeggiando. Ma la grandezza, io parlo durante i fuochi perché è bella, perché è una festa. Diego è ancora amato tanto perché è riuscito in una cosa incredibile. La nostra città, Gigi, era proprio il pallone, perché lui ci portava dove nessuno poteva mai arrivare, lassù, e noi eravamo felici, perché noi napolitani là sopra non c'eravamo mai stati primerissimi. È vero. Tu hai scritto, Gigi, una canzone per Diego? Canzone. No, io ho scritto una canzone per me. Io scrissi nel 2013 una canzone per me, poi ho incontrato lui per altre cose e gliel'ho fatta ascoltare. Mentre l'ascoltava questa canzone, lui si è messo a piangere. Ha detto: ma come hai scritto la mia vita? Dico: no, in verità ho scritto la mia, ma io mi vedo troppo in questa canzone. Questa è la canzone che tu hai, questa canzone che tu hai scritto parla proprio della mia vita. Io stasera insieme a te, Aulis, cantavo. Resto qui con te. Stai qua, vai.